si vede? Magari l'avete salvata voi nella cartella? No, ha funzionato sempre tutto. No, l'avete anche salvata. Ah no, si vede, Sì, guarda. sì, guarda, è solo lento. Guarda, adesso appare. Qualcosa sì. Io potrei avere la punta Sì, chiavetta sì, in sì. caso se deve essere un problema di chiavetta. Io in caso ce l'ho. Non so se proviamo. vuoi provare o se magari. Non si toglie nemmeno, quindi. Si è un po' impallato, mi sembra. Forse è solo il discorso di connessione. Aspetta che chiamo. Adesso va, è solo lento, sai, forse. Adesso si vede. Aspetta. È un PowerPoint con video. È un... Sì, non so se vuole venire con Michele, però adesso si vede. Adesso mai che venga giù, se per caso sì. Esatto, grazie. Ciao. Posso iniziare? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono qui oggi per presentarvi il mio itinerario promozionale sulle colline del Prosecco. Sì, Queste sono delle brochure che ho realizzato riguardo all'itinerario, all'interno delle quali, di una delle quali potete trovare il QR code che vi porterà alla seguente presentazione. La mia idea è stata quella di creare una specie di format che si potesse adattare anche al mio territorio di provenienza, ovvero la campagna romana, che fosse in linea con le attuali tendenze del turismo sostenibile, che punta a decongestionare i grandi centri città a favore invece delle campagne e dei borghi. Questo è il logo che ho scelto perché rappresenta le colline del Prosecco racchiuse in un calice di vino, elemento simbolo del posto, mentre queste sono le parole chiave dell'itinerario, ovvero ecosostenibilità e responsabilità, perché il tour si impegna a far conoscere la destinazione al turista, soddisfacendo le sue esigenze, ma rispettando soprattutto quelle delle comunità locali e dell'ambiente. È anche un tour di tipo esperienziale, perché comprende diverse attività esperienziali, appunto, che permettono al turista di legarsi a livello emotivo e umano al territorio. E ho aggiunto anche la parola digitalizzazione perché ho fatto uso di diversi QR code per migliorare la fruibilità dell'itinerario, che vi presenterò poi in seguito. Il nome del tour è Sport and Taste perché si basa appunto sulla pratica di diversi sport quali ciclismo, parapendio ed equitazione, mentre la parola taste è collegata a diverse attività di tipo enogastronomico, come ad esempio degustazioni di prodotti tipici, raccolta di ingredienti freschi e genuini e con attività di cooking class. Questo è l'agriturismo, cioè la struttura che ci accoglierà durante tutta la durata del soggiorno. È un'azienda vinicola composta anche di vigneto e stalla e tramite il QR code potete trovare il sito originale dal quale potete estrapolare ulteriori informazioni come ad esempio l'ubicazione e i servizi offerti. Ci incontreremo quindi all'agriturismo alle ore 14 del primo giorno e dopo il check-in e la sistemazione nelle camere saremo quasi pronti a partire. Prima però ogni ospite riceverà il proprio kit ecologico composto dai seguenti elementi. Tramite il QR code potete poi scoprire il perché delle nostre attente scelte dei materiali, quindi vi faccio subito vedere, come ad esempio il lino perché è un materiale che non necessita di grandi quantità d'acqua per la produzione e anche di sostanze chimiche, oppure il feltro perché è un materiale antichissimo 100% biodegradabile, o ancora l'acciaio perché è il miglior materiale per la produzione di borracce visto che non si rovina a contatto con l'acqua. Partiremo quindi alle 15 per una passeggiata a cavallo, durante la quale ci fermeremo per la prossima attività in una cantina.
la cantina Pasol Menin. Qui ci sarà un'attività di degustazione di vini e prodotti tipici come salumi e formaggi, che possiamo vedere appunto dal QR code, quindi possiamo trovare i prodotti che apprezzeremo durante la degustazione, come ad esempio vini come il Valdobbiadene Prosecco d'OCG, oppure l'Asiago DOP, formaggio molto tipico del posto, o ancora la soppressa trevigiana DOP, un altro salume tipico. Come ho accennato in precedenza, ho le stesse attività, le stesse strutture che ho inserito nell'itinerario sulle colline del Prosecco, le ho inserite anche nell'itinerario nel mio territorio di provenienza, quindi la campagna romana. Quindi per esempio ho scelto questo agriturismo, chiamato agriturismo Colle Paciocco, e una cantina tipica del Lazio, che vi spiegherò avanti, ho sbagliato slide. Allora, questa io consiglio personalmente, per fare una passeggiata a cavallo nella campagna romana, il luogo migliore per farlo è l'Appia Antica, la Regina Viarum, una delle strade più antiche di Roma, che vi donerà l'emozione di passeggiare sugli antichi basolati romani. È un modo originale e divertente per scoprire Roma, unendo storia, archeologia, natura e sport. Come vi dicevo, questa è la Cantina Ribelà, questa azienda vitivinicola, dove potremo anche qui degustare diversi prodotti tipici del posto, che possiamo trovare qui, come ad esempio appunto vini come il Frascati Superiore d'OCG o il Cesanese, o prodotti tipici come formaggi e salumi, quindi la caciotta romana di pecora, il pecorino romano DOP, la tipica mortadella romana e le coppiette romane di suino. Il primo giorno è finito quindi con il ritorno in agriturismo dopo la passeggiata a cavallo, mentre il secondo giorno partiremo la mattina da Valdobbiadene per un itinerario ad anello sulle colline del Prosecco, il mountain bike. Questo itinerario si divide in 2 step, durante i quali attraverseremo... Scusate un attimo. Non prende... Ci metti un po', ma... Ok, più o meno così. Durante l'itinerario attraverseremo alcuni dei più bei paesi delle colline e a metà ci fermeremo al Molinetto della Croda per la prossima attività esperienziale. Vediamo se lo dà. Ok. Qui ogni ospite potrà vivere l'esperienza di macinare il mais come un vero mugnaio. Durante l'attività ci sarà una guida che ci farà la visita al molinetto e farà attività di storytelling raccontandoci la storia del molinetto e come i nostri antenati macinavano il mais. Verso la fine dell'attività ci sarà una degustazione di refrontolo passito DOC e biscotti di mais preparati dal molinetto a mano, e alla fine dell'attività ogni ospite riceverà il proprio sacchetto di farina con la quale poi potrà preparare a casa la sua polenta. Attenzione a non appesantirci con la degustazione, perché ripartiremo poi per il secondo step dell'itinerario, durante il quale percorreremo altrettanta strada e ci fermeremo invece all'Osteria Senzoste per il pranzo. L'Osteria Senzoste è caratterizzata dal fatto che non possiede né osti né camerieri, ma ci si serve da soli. Ovviamente è costantemente rifornita di prodotti tipici del posto come pane, salumi, formaggi, uova, ed è dotata di distributori automatici di vino. E in questo caso si responsabilizza il cliente al momento del conto, perché bisogna pagare il conto da soli tramite l'apposita cassa automatica. Da qui possiamo poi trovare il sito dell'osteria. Per ulteriori informazioni. Tornati poi in agriturismo, dopo la giusta pausa per riprendersi, ci sarà un'altra attività nel tardo pomeriggio, ovvero ci sarà una visita all'agriturismo, durante la quale gli ospiti potranno raccogliere i propri prodotti freschi per poi svolgere un'attività di cooking class.
Il gruppo quindi si dividerà in due parti, i quali rispettivamente prepareranno un primo e un secondo tipici della cucina trevigiana, che possiamo trovare scannerizzando il QR code. Quindi prepareranno il risotto con radicchio rosso di Treviso IGP e asiago di Soligo DOP come primo, e come secondo invece gli asparagi bianchi IGP accompagnati da uova sode. Volete leggere? Vado avanti. Sì. Questa quindi era la seconda giornata. Anche nel Lazio si possono praticare le stesse attività, infatti come giro in mountain bike ho messo un itinerario d'anello nei pressi di Ariccia, che è di media difficoltà, dalla durata di 2 ore circa, mentre piatti tipici che bisogna assolutamente provare se si viaggia in quelle zone sono sicuramente la carbonara, fatta con guanciale stagionato, pecorino romano DOP e uova, e molto pepe, e il carciofo alla romana, cucinato semplicemente con aglio, prezzemolo, limone e vino bianco. Il terzo giorno quindi partiremo per un'unica attività durante la mattina, perché poi ci sarà il check-out ovviamente, e partiremo da Valdobbiadene per un'escursione sul Monte Grappa dalla durata di 1 ora, per poi arrivare sul monte per un'attività di bike and fly. Questa attività consiste nel salire sul monte in mountain bike per poi lanciarsi in parapendio con un istruttore certificato. Anche nella campagna romana si pratica parapendio, e una delle località che ho scelto è Tivoli, a pochi chilometri da Roma, famosa per la Villa Adriana, nonché nota zona termale. L'itinerario è finito, per eventuali chiarimenti restiamo comunque a disposizione, e ho voluto racchiudere entrambe le mie proposte in questo aforisma di John Muir: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di quel che cerca. Grazie. Grazie.
Qua nessuno ti mangia, a noi fa piacere A me fa ascoltare. paura la telecamera, sinceramente. Cioè, tutti Ah, coloro che mi stanno telecamera. guardando. No, tu parli con noi, pensa di parlare a tua mamma e siamo a posto. Mia mamma è l'unica persona che mette più agitazione al mondo, però vabbè. Una persona che ti piace, che non ti ha, ho sbagliato. Come... Ho sbagliato riferimento. Clementina non c'è? Cosa? No, tu pensa di parlare con qualcuno, con tuo amico, con qualcuno con cui parli. Sì, ma una domanda, come faccio tipo a stopparlo e riportarlo da capo? Ma va da Ah, solo, ok, questo così. fai tu l'invio? Allora, io volevo iniziare dicendovi, dandovi grazie per avermi offerto questa esperienza. Per me è un onore essere qui, anche se l'ansia è tanta, però spero di fare del mio meglio. Allora, posso iniziare con la mia presentazione, con il nome, cognome e la classe? Come vuoi, Perfetto. Allora, mi chiamo Salvatore Torre e frequento l'istituto alberghiero Caro Voitile di Catania. Sono qui in veste da accompagnatore di viaggi per presentarvi e farvi visitare l'antica Vittorio Veneto, un mix tra arte, storia ed enogastronomia. Il target è rivolto alla clientela di giovani coppie della durata di 2 giorni. Inizio... Non riesco mai a... Puoi fare col mouse? Perfetto. Puoi fare col tasto, come vuoi. Vabbè. Allora, inizio con una breve descrizione del territorio. Il Vittorio Veneto è un territorio, un comune italiano situato a Treviso, in provincia di Veneto. In queste terre venne combattuta l'omonima battaglia durante la Prima Guerra Mondiale, in cui l'esercito italiano sconfisse l'esercito austro-ungarico proveniente dalle battaglie del Piave. Tanto che questa qua è l'ultima guerra, dove appunto finì appunto il tutto. Questo territorio si era separato perché è formato da 2 comuni che un tempo erano distinti e separati, cioè Ceneda e Serravalle, che dopo l'unità d'Italia del 1866 si unificò in un unico nome, cioè il Vittorio Veneto. In più il nome del territorio è un omaggio al re Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Parte avanti oppure no? Posso così? Come faccio a capire se parte? Che si è bloccato? Che figuraccia. Non ti va più avanti. Purtroppo no, non continuo col video. Non so. Non porta nemmeno tipo la righetta sotto. Piccoli problemi tecnici. Posso stoppare nel mentre itinerare oppure... Non so, è un video che deve andare avanti da solo o tu puoi mandarlo? No, io la posso fermare perché non è fatto proprio con che io parlo sopra il video. Preferisco stopparlo così man mano vi godete anche il viaggio. Benissimo. Nel mentre illustro il primo giorno. Così quindi dovrebbe partire tecnicamente, giusto? Vediamo se parte e lo Ci ho messo tipo il tempo di ogni slide che è 10 secondi, così da poter avere il tempo di stoppare, continuare con la grafica e così via dicendo. Estraggo la chiavetta e la reinserisco, non so. Solitamente parte elastici di sotto. Parte no. Sì. Perfetto. Questo qua invece è il primo giorno, che parte da qui, dall'aeroporto Fontanarossa di Catania. Prendendo l'aereo ci spostiamo a Venezia con l'aeroporto Marco Polo.
Da lì prendiamo un transfert per portarci alla stazione FS di Treviso con direzione stazione di Soffratta. E quindi così dovrebbe partire. Sì. Ok. Da qui appunto ho voluto creare anche un QR code attraverso Google Earth, così da facilitare gli spostamenti per i turisti e creare un itinerario virtuale. Soggiorneranno presso il B&B Giardino Segreto, che è situato a pochi passi dalla stazione di Soffratta e a pochi metri dal centro storico di Ceneda, così da poter permettere anche di visitare il territorio più facilmente. Il nome non è un dato per caso. All'interno della struttura vi è un giardino nascosto al quale si può accedere solamente entrando in struttura, per questo hanno voluto inserire proprio il nome il giardino segreto. I servizi che offre l'hotel sono il parcheggio auto gratuito di fronte alla struttura, la colazione su richiesta, che è 5 euro a persona, il giardino a disposizione degli ospiti, possibilità di uso cucina, parcheggio bici interno, il wifi gratuito, il cambio lenzuola ogni settimana e il set asciugamani che viene cambiato ogni 3-4 giorni. Dopo essersi sistemati in hotel, loro noleggeranno delle bici elettriche sul sito al Pago Bike Rent 100% Natural Rides, così da poter creare un cicloturismo responsabile, esperienziale ed ecosostenibile, visto che appunto le biciclette elettriche sono a impatto zero e non hanno emissioni di CO2. Visto che negli ultimi anni si parla appunto di molto inquinamento, ho voluto creare qualcosa per ridurre l'inquinamento e potersi godere il territorio. Il primo borgo che andremo a visitare, il primo centro storico, è quello di Ceneda, che ancora oggi, da secoli, custodisce la diocesi di Vittorio Veneto e in più, grazie alle sue monumenti civili e religiosi, formano la città un centro d'arte. Questi qua sono i luoghi che preferisco farvi visitare del centro storico di Ceneda, che sono la cattedrale di Santa Maria Assunta e San Tiziano Vescovo. Il nome deriva dal fatto che appunto la cattedrale è dedicata a Santa Maria, alla Santa Maria Assunta, e all'interno della cattedrale vi sono le sfoglie del vescovo San Tiziano. Il Museo della Battaglia, che è molto conosciuto per la sua grandissima storia, tanto che all'interno appunto vi sono come posso dire, delle sculture, varie attrezzi, accessori riguardanti la battaglia di Vittorio Veneto, e poi il Palazzo Seminario Vescovile e il Castello di San Martino, che è situato in una mezza altura. Ok, sta continuando. Il secondo borgo che andremo a visitare oggi è anche Serravalle, che al suo interno passa, nel cuore pulsante del centro, passa anche il fiume Eschio, che appunto è un fiume molto importante per la città. Consiglio di far visitare ai miei turisti l'oratorio di San Lorenzo dei Battuti, il Palazzo Sancinelli Santori, il Palazzo Minucci De Carlo, il Teatro Taponte, il Museo del Cenedese, la Chiesa Santa Maria Nova, in questa chiesa, che è appunto la cattedrale, al suo interno, parlando sempre appunto di arte, vi è una pala di Tiziano Vecellio. Perfetto. Poi chiesa parrocchiale di Sant'Andrea del Piave del Bigonzio e il parco Grotte del Caglieron. Che, il parere mio è un posto bellissimo, vedendo le immagini tipo, mi sono innamorato di questo posto, spero di visitarlo un giorno. Non sta partendo. Okay. Piccoli problemi tecnici come al solito. Allora, il secondo giorno l'ho dedicato completamente a far visitare le colline del Prosecco di Valdobbiadene attraverso il pacchetto Plus Andreola e Salvatore. In questo pacchetto comprende una visita nelle cantine dell'azienda agricola, in cui si può osservare aspettiamo avanti. Okay. In cui appunto si può osservare il processo di vinificazione, spumatizzazione e imbottigliamento. Poi vi è una visita guidata nell'Experience Room, dove vi è anche una parte dedicata al wine shop con i prodotti realizzati a Valdobbiadene, denominazione di origine controllata e garantita.
DOCG. E infine offre anche un aperitivo wine food con un calice della vina Valdobbiadene, sempre della denominazione di origine controllata garantita, e in omaggio la degustazione di due piatti che sembrano diversi fra loro ma hanno qualcosa in comune, cioè il nero della seppia. E in più nel wine shop vi è un 5% di sconto per chi volesse comprare le bottiglie. L'utilizzo del nero di seppia parte da tempi molto antichi. In Sicilia si è voluto utilizzare questo nero di seppia per, come il maiale, non sprecare nulla. Questa parte è stata realizzata appunto nella Sicilia orientale. Ancora oggi ci sono delle guerre, tra parentesi, culturali, perché non si sa ancora quale città fra Catania e Siracusa, un'altra città che al momento non mi sta venendo in mente, di chi è questo reale prodotto. Questo piatto si chiama ripido unificato, dà un omaggio all'Etna, la mia meravigliosa Etna, perché proprio me la sento mia, perché appunto sono io di Catania e proprio è mia. Poi chi me la tocca, anche perché è patrimonio dell'UNESCO, così da collegarlo con le colline del Prosecco del Valdobbiadene. Questo piatto è composto da riso condito col nero di seppia, dove nella parte un po' più alta vi è la ricotta di pecora per ricordare la neve del vulcano, e poi per ricordare la lava un po' di pomodoro bello rosso come il fuoco. Invece in Veneto viene usato un po' lo stesso procedimento riguardante la ricetta, però viene usato il bigolo invece che il riso. Ho voluto fare qualcosa di diverso dal normale, perché parlare sempre patrimonio UNESCO e quant'altro diventa un po' noioso. Allora, queste qua, come ogni itinerario che si rispetti, ovviamente costano i viaggi, e ho voluto creare la quota comprende e la quota non comprende, come si fa nelle agenzie di viaggio. La quota comprende un biglietto aereo con un oggetto personale da riporre sotto il sedile, un bagaglio a mano taglia 55 x 25 x 35 cm, un'assicurazione di viaggio e il biglietto standard, perché c'è anche il biglietto flessibile che si può cambiare il volo. Invece ho voluto scegliere il biglietto standard, così pagano anche di meno. Poi il biglietto treno è incluso, l'alloggio presso il B&B Il Giardino Segreto con arrangiamento in prima colazione, quindi la colazione nella slide ho inserito che si può richiedere, invece nel prezzo l'ho direttamente inserita io per le persone. Poi noleggio bici elettrica taglia M, il pacchetto Plus Andreoli e Salvatore. Questa è la quota comprende. Invece la quota non comprende ovviamente la City Tax, la tassa di soggiorno da pagare il loco, che è il costo di €1, gli eventuali extra compreso di cene e pranzi, il biglietto ingresso ai musei, perché nei musei praticamente funziona così: si può creare un biglietto unico in cui con un costo di €10 si possono visitare i musei iscritti nella slide, e può essere il biglietto intero di €10 ridotto a €7 se hai l'età compresa tra 6 e 18 anni, o se fai parte di gruppi di minimo 10 persone, oltre i 65 anni il nucleo di famiglia, minimo 4 persone. La gratuità invece è da 0 ai 5 anni, compreso che possono essere scolareschi, accompagnatori scolastici, massimo 2 persone, disabili con le loro accompagnatorie e le guide turistiche autorizzate. Il totale del preventivo è €441 per persona. Grazie mille per avermi ascoltato, spero che vi sia piaciuto questo itinerario e vi aspetto in agenzia di viaggi. Grazie. E grazie per...
di Conegliano e Valdobbiadene. Il mio itinerario è formato da 3 giorni e 2 notti, è fatto principalmente in e-bike ed è indirizzato a un target di coppie. Ok. Parlo principalmente del territorio, infatti il Veneto è l'unico luogo al mondo dove esistono ben 9 siti dichiarati patrimonio dell'umanità e le colline del Prosecco sono appunto situate al centro di questo palcoscenico. Qui uomo e ambiente hanno creato un paesaggio culturale unico da scoprire e da curare. Questo riconoscimento UNESCO va principalmente all'unicità del territorio e soprattutto perché la popolazione tiene molto e quindi tende a curarlo e cura principalmente l'armonia della natura, la cultura e l'uomo. Proseguendo, troviamo cosa rende uniche le colline e principalmente ci sono le coordinate che sono una particolarità, c'è una particolare conformazione geomorfografica. E andando giù, il mio itinerario inizia da Vittorio Veneto, però per continuare a parlare un po' del territorio, il territorio delle colline del Prosecco appunto è un paradiso a cielo aperto che è indirizzato a qualsiasi tipo di viaggiatore. Infatti qui si può vivere una vacanza enogastronomica effettuando una visita culinaria, perché una varietà di gusti e di sapori si uniscono anche alla storia. E quindi si è creata anche una produzione vinicola che è famosa in tutto il mondo. Però si possono effettuare anche delle avventure adrenaliniche, quindi stando a contatto con la natura, per conoscere le tradizioni e la cultura locale, soprattutto effettuando degli itinerari in bicicletta oppure camminando. Il mio appunto è in e-bike per facilitare un po' la cosa, perché principalmente, essendo che è un target di coppie, ho creato un itinerario ad anello, che parte da Vittorio Veneto per poi arrivare a Conegliano. E invece per chi è appassionato della vita mondana non può assolutamente perdersi i numerosi eventi che riempiono le giornate e le serate delle colline del Prosecco. Ok, questo è il percorso dei giorni. Il primo giorno, queste sono le città che toccheremo nel primo giorno. E appunto parto da Vittorio Veneto. Vittorio Veneto è nata dall'unione di Ceneda e di Serravalle, che sono 2 appunto quartieri di Vittorio Veneto, ed oggi è un'importante città d'arte e di storia. Il borgo di Ceneda è dominato dal Castel di San Martino e dal Museo della Battaglia che racconta la storia della Grande Guerra. Però in questo on the road ci concentreremo principalmente su Serravalle. Serravalle si costeggia il fiume Meschio e le sue acque confluiscono nei Meschietti che creano un effetto armonioso e giocoso. Si possono però percorrere anche dei percorsi per visualizzare i palazzi d'epoca, che sono per lo più veneziana, e si giunge alla piazza principale, che è piazza Marcantonio Flaminio, dove c'è il Duomo, e all'interno di questo Duomo c'è la Pala di Tiziano, che era un pittore simbolo del Cinquecento veneziano, che era molto appassionato e ci teneva tantissimo a questa città. E da Serravalle ci si può spostare a San Giacomo di Veglia, che è una piccola frazione di Vittorio Veneto, dove si trova il museo del Baco da Seta, e quindi si può visitare il museo del Baco da Seta. E non molto importanti sono gli eventi, infatti qui c'è la mostra dei vini di OCG nell'ambito della primavera del Prosecco e si effettua dal 2 all'11 giugno. E questo. Per quanto riguarda l'enogastronomia locale è basata su piatti che prediligono le carni, principalmente quelle di cacciagione, e sono importanti anche dei piatti come quelli di origine contadina, come ad esempio i fasoi col musette, e mentre per quanto riguarda la carne il piatto principale è polenta e osei. Molto importante è anche un dolce che è la pinza, che viene mangiato e degustato in occasione del pane vin. Importante è anche però la soppressa, che prima era importante perché qui viene fatta con l'aglio, giusto? Prima era di grande opulenza, quindi era simbolo di ricchezza.
Il rendiscusso della tavola è appunto il prosecco, che può essere tranquillo o frizzante, però ci sono anche altri vini tipici come l'incrocio Manzoni, il Verdiso o dei vini rossi come il Cabernet, e a fine pasto si possono degustare il torchiato di Fregona oppure le grappe, che anche se sono tipiche della zona. L'itinerario continua e lungo il percorso appunto ci si può fermare a Revine Lago, che offre tantissimi sentieri che da fondovalle salgono a monte e altri che si snodano tra i laghi. Appunto si può partire dal parco archeologico dei Livelet, che si trova all'interno dei laghi, scusate, della vallata. E da qui parte un percorso naturalistico che segue appunto tutto il percorso dei laghi. Infatti i laghi di Revine sono molto importanti e sono denominati, cioè da qui infatti parte la via dell'acqua. E questo. Verso la via dell'acqua inoltre si possono effettuare delle esperienze di realtà aumentata con il proprio smartphone. Su Revine Lago c'è anche un hotel che si chiama l'Hotel Centro Benessere Ecadelac, che è totalmente immerso nel verde e offre ai visitatori di poter effettuare tantissime esperienze. Quindi se magari qualcuno vuole fermarsi per riposarsi un po' oppure provare a fare delle esperienze qui, può tranquillamente interrompere un attimo il suo percorso. Ci sono anche tanti altri eventi che si possono effettuare, come ad esempio tour a cavallo oppure un picnic spensierato per gustare i prodotti tipici della zona e quindi per scoprire appunto i sapori genuini delle colline del Prosecco. E dato che appunto il mio itinerario è per le coppie, si può effettuare anche un bellissimo percorso per due in una spa, sempre al centro di questo hotel. Proseguendo, prima di arrivare a Follina, c'è il piccolo paese di Cison di Valmarino, che è uno dei borghi più belli d'Italia e questo posto è molto interessante sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista naturalistico che di relax. E la visita di Cison di Valmarino parte dal centro storico, quindi dalla sua piazza Roma, in cui si trovano la chiesa di Santa Maria Assunta, il teatro della Loggia, che ospita anche un museo di radio d'epoca. E proseguendo il percorso troviamo nuovamente la via dell'acqua, perché questa via dell'acqua segue un torrente e si snoda appunto tra cascate e ponticelli. Continuando il percorso possiamo notare dei lavatoi antichi e dei mulini, proprio per questo nacque la via dei mulini. E camminando, uscendo dal borgo, possiamo arrivare al Bosco delle Penne Mozze, che è un memoriale che è totalmente immerso nel verde ed è dedicato agli alpini e ospita più di 2000 stele che appunto sono in onore degli alpini caduti. Ok, arriviamo a Follina. Follina è conosciuta soprattutto per i suoi luoghi che attirano molti turisti perché è molto tranquilla, quindi i turisti tendono sempre ad andare a Follina perché si sentono rilassati e sono in cerca di pace, è il posto giusto per chi cerca questo. È sede dell'abbazia cistercense di Santa Maria e inoltre è molto famosa perché i monaci di una volta diedero vita all'attività della follatura, proprio per questo nacque la via della lana, quindi per chi è appassionato di design non può perdersi questa via della lana. Inoltre è molto importante lo sport, a Follina praticamente lo sport è di casa e la particolare, proprio per la sua particolare conformazione geografica, perché appunto permette a ogni tipo di sport di poter effettuarsi, quindi agli amanti della mountain bike di trovare dei percorsi di varia difficoltà, agli amanti di trekking ippico di concedersi delle passeggiate nei prati, però anche agli amanti di nord walking e soprattutto è molto importante la presenza di torrenti e di laghetti per la pesca sportiva alla trota. Ok. Prima di arrivare a Valdobbiadene c'è una piccola sosta a Combai. Combai spicca soprattutto per la sua tradizione enogastronomica e qui nasce la strada della Fan. La strada
Sì, la strada della Fonna. E in paese ci sono anche molti posti da visitare come la chiesa parrocchiale e la chiesa dedicata alla Madonna Addolorata di Ronc, non voglio sbagliare, di Ronc. E qui nasce anche un sentiero naturalistico, perché qui ce ne sono molti, ma quello principale è il sentiero di Combi, che porta alla scoperta dei marroni di Combai IGP e appunto dell'ambiente in cui nascono i castagni che li producono. Però questa sosta sarà dedicata principalmente alla cooperativa Combai, che appunto offre un punto vendita dove poter acquistare i prodotti tipici della zona e offre anche una piccola area di degustazione per appunto far provare qualsiasi tipo di prodotto, a partire dal prosecco fino ad arrivare agli alimenti tipici della zona. Qui si può effettuare il primo pernottamento. Infatti Combai è il posto giusto dove si può riposare in modo tranquillo e immerso nella natura. Uno di questi posti è il Giardino Sospeso ed è un agriturismo e la sua vista è veramente spaziale, perché parte dalle colline del Prosecco fino ad arrivare alla vallata sottostante. Il secondo giorno comprende Valdobbiadene, Solighetto e Pieve di Soligo, Refrontolo e San Pietro di Feletto, e arriviamo a Valdobbiadene. Quindi il nostro itinerario, il secondo giorno inizia con la partenza per Valdobbiadene. Valdobbiadene è la patria indiscussa del Prosecco e qui si respira un'antica aria che racconta di storia e di grandi soddisfazioni. Piazza Marconi è la piazza principale e qui si affaccia il campanile e il Duomo di Santa Maria Assunta. All'interno di esso si trova la Pala dell'Assunta, che è di Francesco Beccaruzzi. E inoltre molto nota è la Villa Piva, detta Villa dei Cedri, che è circondata da un parco meraviglioso, e questa villa ospita anche numerose rassegne dedicate ai vini e una panchina per gli innamorati. Inoltre da non perdere è un buon caffè gustato in questa zona alla torrefazione Spinetta, che è la torrefazione più piccola d'Italia, però lì macinano il caffè come si faceva in antichità. In questa città si possono vivere tante esperienze, sia in bicicletta che in e-bike, oppure appunto a piedi lungo l'anello del Prosecco, e si possono ammirare le opere di Vignarte, che sono delle sculture che sono state realizzate utilizzando i pali di testa dei filari. E inoltre, proseguendo il percorso, si può anche imparare il lessico contadino grazie alle installazioni di Salvaparole. Per oggi si può dedicare anche all'avventura. Grazie al Pianezze Parco Avventura si può vivere la montagna salendo il Monte Cesen, che offre la possibilità di effettuare delle passeggiate e di scoprire appunto la natura e il posto. E poi alla cantina La Todera si può sperimentare una degustazione didattica associando odori e sapori, e inoltre si può effettuare anche proprio un tour della cantina per scoprire la storia. Molto importante qui siano anche le osterie venete, soprattutto l'osteria Senzoste, che è un'osteria in cui il proprietario ogni mattina rifornisce questa osteria e poi gli ospiti sono liberi di servirsi e pagare per quanto ritengono che valga il cibo. E ok. Arriviamo a Solighetto. Solighetto è molto importante per la sua villa Brandolini, che è sede del Consorzio Tutela del Vino e del Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG, e presenta molti eventi culturali. E il centro di Pieve di Soligo appunto offre al visitatore la visita di edifici civili e religiosi che fanno parte dei secoli scorsi. E tra questi spicca la chiesa dedicata alla santa patrona locale, che è Maria Maddalena, e la sua costruzione risale al 600. Molto importante sono anche i borghi e le cal, come il Borgo Solfi e la Cal Santa. Inoltre, per gli amanti della musica si effettua un festival inerente di musica, enogastronomia e turismo sostenibile, che anima i luoghi migliori di Solighetto, tra cui anche il Duomo di Pieve di Soligo.
Il successivo tratto di strada ci fa arrivare a Refrontolo e si può anche visitare il Molinetto della Croda. Il Molinetto della Croda è un antico mulino che si trova in un'area notevole immersa nel verde e ha un valore paesaggistico e naturalistico molto importante. Inoltre Refrontolo è molto importante per l'isola del Marzemino, passito di OCG, che è nominato così perché è un vino, cioè è in onore al suo vino che è prodotto solo in questa zona e quindi è molto importante. Arriviamo a San Pietro di Feletto, effettuando un ultimo sforzo tra questo saliscendi piacevole. Appunto arriviamo a San Pietro di Feletto, dove sorge la splendida Pieve. E il nome di questo paese svela le sue bellezze, perché il termine San Pietro si riferisce alla sacralità, mentre il termine da Feletto si riferisce all'abbondanza delle felci. La Pieve di San Pietro appunto è una splendida opera di epoca longobarda che fu eretta intorno all'anno 1000 e rappresenta il luogo in cui i fedeli affluivano per le numerose funzioni religiose, soprattutto per il battesimo. Ok. Qui ci sono anche molti eventi come la mostra dei vini di collina, a cui la popolazione e soprattutto la pro loco tengono molto. Infatti il loro motto è il mangiar ben e il bever meglio, e in questa occasione si può assaggiare anche lo spiedo di carne, perché prima la carne dai contadini era vista come ricchezza, appunto non potevano permettersela tutti, e quindi era consumata solo in determinate occasioni di festa, però nel 1956 a Pieve di Soligo decisero di festeggiare l'uscita dalla fame, allestirono uno spiedo gigante e da lì nacque l'Accademia dello Spiedo d'Alta Marca, che è un prodotto tradizionale certificato. Inoltre qui ci si può fermare al Per Bottega e Cheese Bar per assaggiare i prodotti gourmet, tra cui i formaggi, perché qui ci sono dei formaggi tipici, ad esempio l'imbriago e la casatella, che è un formaggio che veniva fatto dalle donne in casa, e quindi si possono effettuare queste degustazioni anche mettendo in atto, mettendosi proprio a farli, cioè propongono delle attività in modo che i visitatori possano provare anche a creare questi prodotti. Ok. E qui, ok, si è bloccato. Qui si può trascorrere la notte nello splendido Ca del Poggio Restaurant and Resort, che è una location perfetta per rilassarsi tra pesce e bollicine, perché questo ristorante ha questo hotel, scusate, ha una particolarità. Infatti il loro clam è dove il prosecco incontra il mare, perché il loro menù è a base di pesce. Ultimo giorno a Conegliano. Conegliano appunto mette fine a questo itinerario ed è una grande città d'arte e del vino, ed è la città natale del pittore Giambattista Cima. La città nel tempo ha sviluppato un settore agricolo, diventando insieme a Valdobbiadene il distretto del Prosecco Conegliano e Valdobbiadene di OCG. Questo sviluppo vitivinicolo è dato anche dalla presenza a Conegliano della scuola enologica, che è la più antica d'Italia e d'Europa, e al suo interno ha il Museo Manzoni, che è ricco di strumentazioni che Luigi Manzoni usava per fare le sue ricerche. Tra i monumenti da visitare a Conegliano c'è il Duomo, dove possiamo trovare la pala raffigurante della Sacra Conversazione, e questa costruzione fu iniziata dai Battuti. Sul colle c'è il castello di Conegliano, al quale si può accedere attraverso dei percorsi a piedi, costeggiando anche le antiche mura carraresi, e c'è anche la torre che identifica il castello, che è detta Torre della Campana, perché un tempo chiamava gli abitanti, segnalava agli abitanti l'inizio del consiglio cittadino. Ok. Anche Conegliano è appunto
sede di numerosi eventi che animano il centro storico, come soprattutto nell'ambito della primavera del Prosecco Superiore. Quest'anno si terrà a Conegliano DOCG Street Wine e Food il 13 e il 14 maggio. E, molto importante, qui sono anche altre sagre come eventi come la Dama Castellana, e però non si può lasciare Conegliano senza prima assaggiare i suoi prodotti tipici, come ad esempio fare un aperitivo degustando un bel bicchiere di Prosecco Superiore o uno spritz, accompagnandolo da degli alimenti tipici come il baccalà mantecato con i crostini. E molto importante il tiramisù, che è il dolce tipico della zona per eccellenza. E il mio itinerario è finito, però come ultima cosa io ho voluto collegare la mia regione con il Veneto in base a degli eventi. Per quanto riguarda il Veneto ho scelto la Dama Castellana, che è appunto un'associazione di carattere storico-culturale. In questo evento la popolazione di Conegliano tende a vestirsi con degli abiti rinascimentali, facendo proprio delle sfilate in città. Invece creando appunto una vera e propria dama vivente. Per quanto riguarda la Puglia, a Lucera si effettua il torneo delle chiavi, in cui permette ai cittadini di vivere dei giochi dell'epoca, quindi mettendo in atto le loro abilità e la loro forza. E appunto chi vince, le 5 squadre rappresentano le 5 porte della città, che sono state nominate così da Roberto D'Angiò. E ad esempio sono Porta Troia, Porta Foggia e Porta Albana, queste cose così. E poi c'è un corteo storico successivamente che si effettua ad agosto, dove appunto anche la popolazione di Lucera si veste con gli abiti tipici e sfila al centro della città. Grazie mille per l'ascolto. Qui c'è la sitografia e dei consigli per effettuare il tour. Grazie. Grazie a voi.